Eder. Mac. Pallister. Potrebbe essere arrivata la svolta nel caso della scomparsa di Vito Mezzalira, ex postino triestino di 70 anni scomparso nel 2019. Nel tardo pomeriggio di venerdì 7 novembre 2025 sono stati rinvenuti i resti umani nel giardino della villetta di Via Nuova, appoggio Terza Armata, comune di Sagrado, Gorizia. I resti, individuati grazie a unità cinofile e al georadar, si trovavano in un pozzo profondo circa 4 metri, che risulta poi essere stato sigillato con cemento. L'abitazione era già sotto sequestro e le ricerche erano state riattivate nei giorni scorsi dopo precedenti scavi eseguiti un anno fa. Gli accertamenti anatomopatologici e genetici dovranno ora stabilire se i resti appartengano a Mezzalira. Le attività sono state coordinate dalla Procura di Gorizia, con in loco la magistrata Giulia Capella e il maggiore Alan Trucchi, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri, affiancati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e dall'unità cinofila con il cane Klaus. Per delimitare l'area di interesse sono stati utilizzati georadar, perforazioni, carotaggi e analisi del suolo. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio. L'individuazione del punto in cui scavare è arrivata sulla base di nuove ipotesi investigative maturate nell'ultimo periodo. Sul piano giudiziario risultano indagati la convivente di Mezzalira, Mariuccia Orlando, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo. L'inchiesta, aperta inizialmente nel 2022 sulla scomparsa, si è nel tempo aggravata. Si procede per omicidio, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Contestazione legata alla protratta riscossione della pensione dell'uomo dopo la sparizione. In passato la convivente aveva sostenuto che Mezzalira fosse partito all'estero, forse per una donna. Nel 2023 alcuni familiari dell'ex postino avevano segnalato prelievi sospetti dal suo conto. L'eventuale attribuzione dei resti al pensionato, attesa ora dagli esami medico-legali e dal DNA, potrebbe chiarire la dinamica e offrire riscontri alle ipotesi d'accusa. Diverse ricostruzioni locali collocano il ritrovamento nel retro della proprietà di Via Nuova 7, con il dettaglio del pozzo cementato che ha orientato gli scavi più recenti. In questa fase ogni affermazione sulla causa della morte resta prematura finché non saranno chiusi gli accertamenti forensi. Ora si attende l'esito degli esami, ispezione esterna, datazione, eventuali lesioni ossee, comparazione odontologica e analisi del profilo genetico. In caso di compat con Mezzalira si passerà alla ricostruzione della cronologia post-mortem e alla verifica di eventuali movimenti finanziari e telefonici tra il 2019 e il 2023 per consolidare o escludere le ipotesi di reato contestate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.